Strassoldo è una piccola località di pianura della Bassa Friulana, frazione del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Si trova a pochi chilometri dalla fortezza rinascimentale veneziana di Palmanova e dall'antica colonia romana di Aquileia. Il paese, a solo un'ora da Venezia, è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno e risulta perciò meta turistica comoda e di facile accesso. Circondato da una rigogliosa campagna, Strassoldo si distingue per il suo centro storico con i suoi due castelli adiacenti e coevi, il castello di sopra ed il castello di sotto. Immersi in rigogliosi parchi secolari, lambiti da corsi d'acqua di risorgiva, i castelli di Strassoldo sono tra i più importanti ed antichi del Friuli Venezia Giulia e tra i pochissimi ad essere tuttora abitati dalla stessa famiglia che li fece edificare più di 1000 anni fa, i conti di Strassoldo. A Strassoldo si svolgono anche importanti manifestazioni. In estate la giornata medievale e il suggestivo mercatino dell'antiquariato. In primavera fiori, acque e castelli. In autunno frutti, acque e castelli. Un magico intreccio tra storia, creatività ed ambiente naturale. Strassoldo è meta sempre più frequente di chi desidera ammirare uno dei centri storici ed ambientali più interessanti e piacevoli del Friuli. Ritrovamenti archeologici testimoniano come il territorio fosse popolato già dalla fine del Paleolitico superiore. Resti di costruzioni romane e qualche reperto longobardo fanno pensare ad una continuità di insediamenti. Pare che già nel 565 esistesse in questo luogo un castello detto Dalle Due Torri. Una di queste due torri è tuttora visibile anche se inglobata nel corpo principale del castello di sopra. I due castelli vennero man mano ampliati e fortificati fino a quando il complesso divenne uno dei centri del potere feudale in Friuli. In quanto al toponimo, si ritiene che sia costituito di due parti, Strass e Oldo. La prima parte del nome significherebbe strada, da Strasse in tedesco. La seconda potrebbe avere vari significati, tra cui zona disboscata, Hau, vecchio, Alt, o sbarramento, Halt. In questo caso, i signori qui insediatisi nel 1035 avrebbero assunto il nome dal luogo, ma non si può escludere l'ipotesi inversa, e cioè che il primo signore del borgo, Voldarico, si fosse già chiamato Strassu e che abbia perciò dato il proprio nome alla località nel 1035. Da un testamento del 1322 si ricava come il castello di sopra fosse costituito da fossato, mura, 4 torri, una porta e 6 case d'abitazione. Un altro testamento del 1360 descrive il castello di sotto come protetto da cerchie di mura con una torre, una porta, dalla residenza signorile e 11 case. Questo così poderoso complesso era il centro principale del lignaggio che qui riuniva le ricchezze provenienti dai tanti feudi sparsi in Friuli ed in altre terre. Incendiati nel 1381 dal patriarca Filippo d'Alençon, entrambi i castelli vennero prontamente restaurati. La visita avvenuta nel 1489 dall'imperatore Federico IV con il suo seguito è un'altra dimostrazione dell'importanza del castello e dei suoi signori. Dopo il Medioevo patriarcale friulano, Strassoldo perde la sua centralità politica ed amministrativa. Conquistato dai veneziani nel 1420, Strassoldo rimase sotto il leone di San Marco per più di 3 secoli. Nel Settecento si fecero importanti lavori volti a cancellare quanto restava di ferrigno e medievale al borgo e dare ai complessi l'aspetto di pacifiche residenze di campagna. Strassoldo, dopo l'avvento di Napoleone e alla conseguente caduta della Serenissima, passò all'Austria nel 1815. Sia il castello di sopra che quello di sotto sono tuttora abitati dalla famiglia Strassoldo, che li possiede da oltre un millennio.
Tra le più antiche ed importanti famiglie del Friuli storico, gli Strassoldo avevano sin dal Medioevo giurisdizione su numerosi castelli e territori. Il titolo di conti del Sacro Romano Impero fu loro concesso nel 1641. Ma è nell'Ottocento che il nome Strassoldo divenne famoso in Italia e nell'impero asburgico. La contessina Francesca di Strassoldo divenne sposa nel 1798 del più famoso feldmaresciallo austriaco, il conte Giuseppe Radetzky. A Strassoldo, infine, visse e morì nel 1896 uno dei più importanti generali austriaci, il barone e maresciallo Francesco Kuhn von Kuhnenfeld, avversario di Garibaldi in Trentino nella terza guerra d'indipendenza. Kuhn si affezionò talmente tanto al luogo che acquistò una vecchia villa del paese per trascorrervi gli anni del suo congedo, l'attuale Villa Vitas. Citato in un documento del 1360, il Borgo Nuovo è sorto nel 200 quale appendice fortificata del castello di sotto. Si entra attraverso la cosiddetta Porta Cisis, una duecentesca torre porta sbrecciata e merlata, davanti alla quale correva anticamente un fossato che circondava totalmente il sito. A sinistra, addossata alla torre, è una casa dall'avancorpo ottocentesco. A destra rimane un tratto delle poderose mura, già chiamate Girone. Superata la torre porta, si è nel primo tratto di Via dei Castelli, affiancata da due schiere di case di antica origine, ma molto trasformate. A sinistra è la sede della Pro Loco Amici di Strassoldo, punto di informazioni turistiche. Tra gli ultimi edifici dirimpettai, da notare è il cosiddetto Folador. Il primo documento in cui viene nominato per la prima volta il castello di sotto risale all'anno 1360. Dal ponticello che supera il corso principale del fiume Taglio si ha una veduta d'insieme del complesso. A sinistra il tratto di muro curvo e merlato detto Gironutto, tardo cinquecentesco, che si unisce alla coeva Pusterla, porta d'accesso cuspidata al castello, già citata nel 1360. Al centro si erge il palazzo Strassoldo del castello di sotto, con finestrelle gotiche in alto. Di aspetto settecentesco, il palazzo ingloba notevoli parti medievali, tra le quali ciò che resta del mastio, dalle mura spesse più di 1 metro. A destra la cappella di San Marco, eretta nel 1575, che presenta sulla facciata 5 patere veneto-bizantine zoomorfe risalenti ai secoli XII e XIII. Ancora più a destra, dietro la cappella, è l'ex spileria del castello di sotto, risalente al XIX secolo. Superata la Pusterla, subito a destra, è la porta d'ingresso del mastio, nella struttura portante della quale è inserito un blocco di pietra con iscrizione romana di epoca imperiale. Il palazzo Strassoldo apre la sua facciata, coperta da rampicanti e decorata da stemmi e lapidi, su un curato giardino ed un grande e rigoglioso parco, il cui ingresso è costituito da un ponticello guardato da 2 statue. Sulla piazzetta prospetta anche la porticata ex scuderia del castello di sotto, sorta tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Anche per accedere al castello di sopra è necessario superare con un ponticello un altro ramo del fiume Taglio.
A sinistra è l'ex spileria del Castello di Sopra, eretta verso la metà dell'Ottocento. A destra si apre un grande prato che fa da parterre al complesso del castello, scenograficamente serrato ad anello intorno alla chiesa parrocchiale. Subito davanti si erge ciò che resta della grande torre del Castello di Sopra, tra le più antiche del Friuli. Abbassata di un piano per ragioni statiche alla fine del XIX secolo, è stata oggetto di un recente restauro che ha messo in luce due tratti di intonaci affrescati a motivi geometrici. Al centro del complesso è la chiesa di San Nicolò, già citata nel 1333 e più volte ricostruita e rimaneggiata. La facciata è sormontata da 3 statue ed è corsa da 2 lesene. Il campanile è stato innalzato nel 1726. All'esterno dell'abside è murata una croce di pietra scolpita a tralci di vite, attribuibile ai secoli XII-XIII, coeva alle patere di San Marco. L'interno si segnala per le 2 tele di Pietro Bainville ai lati dell'ingresso e il rinascimentale altare del Cristo risorto, riconducibile ai modi dell'apicida Bernardino da Bissone. Fu in questa chiesa, il 22 aprile 1798, che il conte Giuseppe Radetzky, futuro e famoso feldmaresciallo austriaco, sposò la contessina Francesca di Strassoldo. Di fronte all'edificio sacro si allunga il palazzo Strassoldo del Castello di Sopra, con un bel portale sormontato da balcone e stemma ed antichi interni. L'edificio è collegato alla chiesa da uno scenografico finestrato cavalcavia, al quale si poteva accedere anche da terra per una scala a chiocciola inserita in una torretta cilindrica. Nell'estate del 1917 il palazzo ospitò il comando della terza armata del duca d'Aosta. A destra si sviluppa il settecentesco edificio noto come ex cancelleria ed archivio, in parte trasformato in struttura ricettiva. Si continua passando davanti ad una bella casa, probabilmente quattrocentesca, e ad altre basse costruzioni coeve. Da notare la lapide che ricorda il soggiorno dell'imperatore Federico d'Asburgo il 30 agosto del 1489. Si esce dal Castello di Sopra attraverso la porta Cistigna, di aspetto settecentesco, ma citata già col suo nome nel 1322. Subito a sinistra è la casa canonica, già detta delle Vedove, ricostruita nel 1726. A destra si è in breve al ponte che supera la Roggia Milleacque, dal quale si ha una bella veduta dell'antico mulino di Strassoldo,
ricordato fin dal 1275. Bella la confluenza dei corsi d'acqua che in questo luogo alimentavano un tempo anche le ruote di ben 2 pilerie. Poco distante dalla porta Cistigna è la via di Santa Maria in Vineis con il suo omonimo edificio. Tra i più antichi gioielli del Friuli, Santa Maria in Vineis è una piccola chiesa duecentesca con campanile a vela sulla facciata. Le prime notizie sulla sua esistenza risalgono al 1334. L'abside è ricostruzione moderna dell'originario catino medioevale, che era stato rifatto di forma poligonale nel Settecento. All'esterno della chiesetta si trovava l'antico cimitero. All'interno si conserva un ciclo di affreschi trecenteschi narranti la storia della vita di Maria, fra i più belli ed integri della regione. Vengono normalmente ascritti a seguaci di Vitale da Bologna, Tommaso da Modena e Masolino da Panicale. I castelli gemelli di Strassoldo di Sopra e di Strassoldo di Sotto sono dei cosiddetti castelli d'acqua della zona delle risorgive della Bassa Friulana. L'acqua, che in tutta la pianura friulana scorre abbondante nel sottosuolo, trova ad un certo punto un muro impermeabile d'argille e limi che le fa cambiare direzione repentinamente spingendola verso l'alto. Si formano così in superficie le caratteristiche sorgenti che danno vita alla maggior parte dei corsi d'acqua compresi tra il Tagliamento e l'Isonzo. L'affioramento delle acque avviene lungo la cosiddetta linea delle risorgive, sulla quale sono posti proprio i castelli di Strassoldo, di Sopra e di Sotto. Circondati da magnifici parchi, i castelli di Strassoldo sono da sempre proprietà della famiglia dei conti di Strassoldo. Nel parco del castello di Strassoldo di Sopra è ancora visibile l'impostazione originale del Settecento, assieme a 2 pozzi ed i resti di una magnifica orangerie dalle possenti colonne, punto focale del giardino ed un tempo dotata di timpano. La siepe di carpini neri, che nel Settecento delimitava il perimetro del giardino costeggiando il fiume, si è oggi trasformata in un insieme di alberi secolari, con tronchi dalle profonde spaccature verticali, accanto ai quali si stagliano altissime altre piante della stessa epoca. Un maestoso esemplare di Magnolia grandiflora e numerose piante di Taxus baccata, aceri campestri, tigli, ippocastani ed un singolare gazebo di palme.
E per finire, una trentina di anni fa, le sponde più lontane dal castello furono arricchite con decine di salici piangenti, diventando il regno indisturbato di germani reali, anatre e cigni, mentre le numerose aiuole furono ornate da centinaia di esemplari di rose antiche, rose inglesi, camelie ed ortensie. Anche nel castello di Strassoldo di Sotto l'impostazione iniziale è tuttora visibile, assieme a tutti gli apparati che la tradizione settecentesca sanciva ad ornamento, e cioè statue, pozzi e peschiere. All'interno del parco vi è inoltre un singolare giardino d'acqua rettangolare, delimitato da un fossato perimetrale che si collega al vicino fiume. Incantevole belvedere sulla spontanea e multiforme varietà della natura circostante, questa gemma incastonata tra terra ed acque rappresenta un unicum della zona. I castelli di Strassoldo e i loro giardini vengono aperti al pubblico durante le suggestive manifestazioni, organizzate dai proprietari, che hanno lo scopo di valorizzare questo antico borgo. Due gli appuntamenti principali. In primavera, fiori, acque e castelli, e in autunno, frutti, acque e castelli. Negli interni, tuttora arredati con mobili antichi, ritratti di antenati e memorie familiari dei manieri, è possibile ammirare le nuove ed originali proposte di numerosi espositori selezionati accuratamente, tra cui artigiani, antiquari, artisti, decoratori, commercianti, hobbisti e vivaisti che sviluppano il tema dei fiori e quello dei frutti, i quali decorano per l'occasione gli interni e gli esterni dei castelli. In queste rare occasioni gli scampanotadors, i suonatori di campane del paese, si esibiscono in una danza variegata di note e rintocchi dal campanile della chiesa di San Nicolò. La sua melodia riempie le vie del paese fino a sera. Oltre alle manifestazioni primaverili e autunnali, Strassoldo offre ai suoi visitatori due ulteriori appuntamenti a fine estate. L'ultima domenica di agosto, il mercatino dell'antiquariato.
Mobili, orologi, porcellane, argenti ed altri oggetti da collezionismo vengono messi in vendita. Non mancano i banchi specializzati, come quelli per gli appassionati di filatelia e numismatica. Infine, la prima domenica di settembre, la Giornata Medioevale, evento che abbina spettacolo, divertimento e cultura secondo un programma variegato dal mattino alla sera, tra tamburini, figuranti in costume, musiche, danze, duelli e dimostrazioni di utilizzo di varie armi medioevali da combattimento e da assedio. Siamo qui nel castello di Strassoldo, un luogo di grande bellezza perché ha questo aspetto particolare, è sorto su un terreno ricco di fonti d'acqua nella linea delle risorgive e quindi dal punto di vista paesaggistico è di grande interesse. Come di interesse è perché è un castello costruito circa 1000 anni fa, per difendere la Bassa Friulana ed è tuttora in proprietà e abitato dalla stessa famiglia che lo realizzò circa 1000 anni fa. È un luogo ormai oggetto di iniziative di valorizzazione importanti perché rientra in cicli turistici organizzati dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia e ormai comincia ad essere uno degli elementi più importanti di un'offerta turistica che può richiamare coloro che amano siti storici, siti ambientali di notevole interesse. Questo paese anche si sta attrezzando in termini di offerta turistica, si stanno organizzando strutture di accoglienza, di residenzialità, vi è un'attiva pro loco che offre tutte le informazioni del caso e comunque si colloca in un sistema di persistenze architettoniche fortificate di grande interesse per l'intero Friuli. Cervignano del Friuli è un po' la capitale della Bassa e anche una cittadina moderna, eppure al suo interno una delle sue frazioni, Strassoldo, è una piccola perla da un punto di vista storico e architettonico. In questi anni abbiamo cercato di lavorare come amministrazione comunale anche per dargli una maggior possibilità da un punto di vista turistico, aggiungendo alle iniziative già che ci sono e che comunque richiamano tante persone nel periodo primaverile e anche autunnale, aggiungendo un intervento di tipo pubblico. Abbiamo ottenuto per questo ben 2 finanziamenti europei che ci hanno permesso di fare un intervento misto. Il Comune si è occupato di rifare parte dell'urbanizzazione della cittadina, quindi seguendo anche le tipologie costruttive storiche corrette, quindi i pavimenti in acciottolato, pietra, eccetera. E però i finanziamenti europei richiedevano gli investimenti anche di privati che fossero disposti ad investire per dare una migliore ricettività. Allora abbiamo avuto a Strassoldo un bel risultato, ben 5 privati hanno fatto un bel investimento recuperando dei fabbricati e mettendo a disposizione del pubblico case albergo, bed and breakfast, questo tipo di ricettività semplice che potranno dare nel futuro sicuramente un grande sviluppo anche a Strassoldo perché se lo merita. Il paese di Strassoldo si caratterizza da sempre per cercare di valorizzare la propria identità, la propria cultura storica,
Troviamo difatti sul territorio un borgo medievale che rappresenta un po' la parte storica di tutto il comune di Cervignano del Friuli. Oltre a questo borgo troviamo anche delle ville del secolo scorso, ma questo paese, oltre ad avere delle strutture storiche, è anche noto per la sua bellezza dal punto di vista naturale. Si trova appunto su una zona di risorgive, troviamo infatti dei laghetti che nascono appunto dalle risorgive che sono presenti. Questo fa sì che Strassoldo negli anni sia stata conosciuta sul territorio, ma purtroppo il paese non aveva l'occasione di essere veramente, diciamo, forte dal punto di vista ricettivo. Con l'obiettivo 2, con l'ultimo intervento, oltre alle classiche strutture alberghiere già presenti sul territorio, avremo delle nuove strutture ricettive bed and breakfast che tanto si abbinano a un turismo più snello, più veloce, e quindi il paese sicuramente potrà essere nei prossimi anni luogo più frequentato e potrà essere giustamente anche l'anello di congiunzione fra Palmanova, Aquileia e Grado.